Ciao ragazze, guardate, questo qua, come vedete dal titolo, sì, spese pazze alla Freccia Rossa. Allora, intanto ho preso questi orecchini, sì, sono di questo video, sono fatti così, non mi ricordo perché sennò faccio una fatica tremenda. Comunque, una croce con squadro duro, teschio con le croci, sono costate 9,95 €. Però continuiamo, qui ho 4 borsine, sono contentissima ragazzi, e una di queste ovviamente è la Kiko. Allora vi faccio vedere cosa ho comprato. Alcune cose ho dovuto cambiarle perché non le ho trovate, ecco. Allora ho detto vabbè, cambiamo, però alcune cose ho dovuto per forza prenderle. Allora, alla Kiko ho pagato 15,90 €. Ho preso, allora, un primer, vi faccio vedere, quello che vi avevo detto, allora, è il numero, oddio, non lo vedo, ma comunque, questo qua, ok, contenitore è questo, che tra l'altro mi sa che butterò via, tanto, e vabbè comunque, questo qua è costato 5 €, ecco lo 01 almeno qui, sul ricordo c'è scritto 01, mi fido. Poi ho preso, vabbè, due smalti, che io tra l'altro adoro, ma visto che ho detto, mamma vabbè, scegli te gli smalti, che tanto io non sapevo proprio quale prendere, ho scelto questo qua, adesso vi faccio vedere il colore da fuori. Adesso dovrò anche metterli a posto nel mio beauty case. Uno, okay. Le tonalità, vabbè, sono, e poi questo qua che è semplicemente stupendo, con dei riflessi lilla, viola, boh, non saprei come definirlo. Vi faccio vedere, allora, questo, di questo colore, ed è il del 151. No, che cretina che sono stupida veramente tanto ragazze, perché ho provato, no, metto sotto, di solito metto sempre sopra e dietro, no, dove c'è il coso. Ok, il, il 335 che è questo qua, e di questo magnifico lilla. Mi le metto da qua perché devo farli asciugare. Vabbè, il primer ve l'ho fatto vedere, e ho comprato due matite da 2,50 € che sono la numero 813, vi faccio vedere, Smart e Pencil, vedete la medium, 813, che è di questo bellissimo colore. Tra l'altro, no? Cosa mi hanno detto le mie amiche? Una volta ho messo su la matita azzurra, mi hanno detto Madonna Nicoletta, stai benissimo con la matita azzurra, ed è questo, ok, mentre l'altra, aspettate un secondo, ok, è la 809, che è un lilla, diciamo, carino anche questo. Detto, allora volevo comprare quella oro che costava tipo 4 €, vaffanculo. Mi piace tantissimo il tappo, cavolo, perché è strano, no? C'è una fossetta. E vabbè, niente. Perciò dalla Kiko, scontrino, ho pagato con 20 € e mi hanno dato di resto 4,10 €. Posso qui la Kiko. Adesso devo imparare, no, a tenerle tutte. Poi vi dico prima la Freccia Rossa, perché poi siamo andati all'OVS
qui vicino a casa. Anzi no dai, ve lo faccio vedere. Qui ho preso due cose. Allora, una cintura perché ne avevo veramente bisogno. Guardate che bellissimo colore, celeste. C'è azzurrino. E poi la cintura è costata 7,99 €, mentre le leggings 12,99 €. Faccio vedere lo scontrino così lo metto via. Faccio vedere le leggings. Sono leggings jeans, praticamente no? Cioè con i jeans, vedete? Ma fatte a leggings. Le rimetto dentro, intanto. Sentite il rumore. E perché ho preso quello? Adesso faccio vedere, visto che ho preso due cose da Bershka. Allora, le leggings vanno insieme a questa stupenda maglietta. Guardate, no, veramente sul serio, guardate che bella. Ma, questo qua che è nel davanti, guardate il dietro. Praticamente è una cosa stupenda perché, no? È come se fossero due magliette. Questa qui quasi quasi me la metto su subito. Domani, cioè il primo domani che, cioè no, scusate, dopodomani, quando vado a scuola devo mettermi assolutamente questa maglietta. E poi vabbè un paio di jeans che non sto qui a farvi vedere. Allora, la maglietta, allora qua, e poi vabbè mia mamma si è presa una maglietta, identica. Allora, i jeans sono costati 35,99 €, no, sì, 35,99 €, mentre le magliette 19,99 €, per un totale di 75,97 €. H&M, ecco qua ho comprato i reggiseni perché ne avevo veramente bisogno. Mi hanno comprato 3 reggiseni e 3 paia di mutande. Adesso aspettate, tolgo, adesso via. Ok, allora, H&M, no scusate, questo qua è il mio reggiseno preferito, direi. Cioè, è una cosa stupenda, guardate che bello. No, sul serio, guardate. È bellissimo. Allora, questo è costato 12,95 € ed è una terza, perché io ho la terza, coppa C, è la C. Bello che qui, no? Si allaccia davanti, non si allaccia dietro. Cioè, è bellissimo questo reggiseno. E uno. Poi, il secondo, cioè sono due, il secondo e il terzo che venivano due al prezzo di uno. Allora, il primo che vi faccio vedere è questo qua che è veramente molto molto carino. Guardate che bello. Sempre terza C e il 2 14,95 €. Vedete? Cioè è veramente stupendo. Ed è uno, mentre il secondo è completamente bianco. Vedete, no? Che questi qui hanno il pizzo. Faccio meglio vedere, vedete. E poi 3 paia di mutande che mi servivano. Carine, tra l'altro. Veramente molto molto belle. Allora, il primo paio, che è questo. Il secondo che è bianco, il terzo che è nero e bellissimo direi. Mi sono costate 3 paia 9,95 €. Ok, e come totale 37,85 €. Faccio vedere. Ah, gli orecchini. Allora, mia mamma me ne ha preso un paio col serpente, che sono su, perciò non posso farvi vedere. Poi i miei erano qui, ok, vedi? E sono venuti a costare 9,95 €. Faccio vedere questo negozietto.
Cioè, è veramente molto carino. Quello, la freccia, per chi ci è già andato, no? Alla Freccia Rossa di Brescia c'è un negozio, no? Dove ci vendono le fatine, i folletti, le caramelle. Ecco lì, di fronte c'è un negozio, sta poco di fronte vicino, c'è un negozio di gioielli, gioiellerie, cioè gioielli, diciamo, che vendono le cose un po', come posso spiegarvi? Non dico oro, di bigiotteria, cioè, aspettate, dai, ve lo faccio vedere. Aspettate perché, non è perché sono nuove, ma perché io da tanto che non metto gli orecchini, guardate che bello. Cioè, oserei dire magnifici. Vabbè, l'altra è una croce. Vabbè, niente, direi che qui si conclude. E adesso, magari adesso farò un video, eh, c'è un video, un trucco, ok? Così vi trovo la maglietta, quella nuova. Sto contenta. La adoro io quella maglietta lì. Ma non so, è proprio come è fatta che mi piace, cavolo. Niente, metto a posto tutto quello che ho comprato e ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi. No, qui, scusate, iscrivetevi. Se vi è piaciuto cliccate mi piace. Sì, qua mi piace. Qua iscrivetevi. E commentatelo, ditemi, non so, cosa magari voi non avreste comprato o cosa invece anche voi avreste comprato, che vi è piaciuto tanto, anche a voi. E niente, vi mando un saluto enorme, anche un bacione enorme, e iscrivetevi per rimanere aggiornate. Bene, adesso farò un trucco e niente, un bacione, ciao. Ah, volevo dirvi, mi sono rimasti 5,25 €, quasi quasi, non so se andarmi a comprare qualcos'altro, magari un'altra matita, almeno, quelle da 4,50 €, così magari a prendermi l'oro, o anche il bianco, no, perché magari faccio un trucco, metto la base bianca, oppure qualcos'altro, non vedrò. Niente, ho deciso di magari tipo il correttore non comprarlo perché non ne ho tanto di occhiali, ho preso il primer da mettere qua sopra sulla palpebra. Poi siamo andati lì all'Oriente, no? C'erano anche lì dei trucchi, però boh, cioè ho detto magari, visto che non sono proprio negozi, ho detto boh, magari non vanno molto bene. Poi dicevo, costano pochissimo, ho detto boh, non è che magari li fanno pagare così poco perché non sono poi un massimo. Però non lo so, cioè, non c'erano anche delle palette piccoline, no? Però non è che erano, cioè, c'erano dei colori che non erano ben abbinati, ecco. E allora ho detto, non mi pare il caso di comprare per magari 2 ombretti, cioè per magari comprare un ombretto su 4. Vabbè, vi saluto e niente, al prossimo video. Ciao!